Oggi 2 giugno, festa della Repubblica, puntata speciale di Screenshot con un ospite speciale, il sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Buonasera, che è qui al mio fianco. Buonasera, buonasera e anche auguri, oggi è la festa della Repubblica. Magari un messaggio lo possiamo già lanciare, prima Sì, di entrare nel vivo. Una giornata importante anche perché oggi la Prefettura ha conferito moltissimi cavallierati a tantissime persone, tra l'altro anche molte della città di Udine e poi di altri comuni. Abbiamo fatto questa cerimonia con i sindaci dei territori, coloro che hanno ricevuto questi conferimenti importanti da parte della Repubblica. Ha un significato anche speciale il 2 giugno oggi, visto che usciamo da un anno di pandemia, speriamo che sia la vera ripartenza, come abbiamo anche titolato oggi, Udine in zona bianca e si riparte, forse benaugurante questo titolo. Sì, anche perché abbiamo fatto una cerimonia particolare, in pratica nei giardini dell'ex Banca d'Italia, che si trovano attaccati a Piazza Primo Maggio, all'aperto, in un scenario bellissimo nel verde e quindi con la presenza di tante persone, mantenendo chiaramente le distanze, e quindi si è potuto fare questa cerimonia con questa metodologia in una città che è ripartita, anche se dobbiamo stare ancora attenti perché è chiaro che la pandemia non è vinta, però la stiamo superando grazie soprattutto alle vaccinazioni. Ecco perché approfitto ancora una volta per dire a coloro che hanno qualche dubbio che facciano il vaccino perché è importante, è la misura concreta per uscire da questa pandemia e evitare in pratica di prendere questo benedetto coronavirus. La maggioranza non ha alcun dubbio, insomma si vaccina, esistono però le persone che ancora tentennano, di sicuro i dubbi rimangono su alcune questioni che riguardano la città. Io la scorsa settimana ero andato anche di fronte alla Dornish, abbiamo avuto anche 2 esponenti della minoranza che hanno espresso le loro perplessità e hanno ribadito il loro no al supermercato. Questo è il primo tema che oggi affrontiamo. C'erano anche alcuni studenti, insomma, che hanno lanciato questo questionario, studenti che hanno voglia di spazi all'aperto. A che punto siamo, Sindaco? Cosa si farà? Ma senz'altro si farà qualcosa di diverso rispetto al supermercato, però ricordo che la Dormish, che è in pratica un rudere che tutti possono vedere, c'è stato un incendio ancora nel 1998 e lì è tutto rimasto come allora, sono passati tanti anni, la precedente amministrazione ha definito in quella zona, l'ha definita una zona H, dove si possono fare anche i supermercati. Quindi sapeva cosa andava incontro? Sì, perché l'invenzione del supermercato non è della mia amministrazione, ma di quella precedente. In ogni caso la sovrintendenza ha fatto scattare una tutela soprattutto nei confronti della villa Dormish, che si trova a lato dello stabilimento bruciato, e quindi tutto quanto verrà realizzato lì dovrà rispettare in pratica la villa e dovrà essere concordato con la sovrintendenza. Quindi probabilmente non si farà un supermercato, faremo qualcosa di diverso. Dico faremo perché saremo noi come comune protagonisti del recupero, anche noi, insieme ad altre persone di buona volontà. Sorgerà lì qualcosa legato al centro studi. Siamo proprio di fronte al centro studi, c'è lo Zanon, poi dietro lo Zanon c'è il Marinelli, c'è il Malignani, quindi le scuole più importanti della città di Udine. Quindi vogliamo realizzare in quel luogo qualcosa che sia a servizio con le scuole superiori della città. Che cosa sarà questo qualcosa? Stiamo pensando a collocare lì l'ITS, che sarebbe la scuola post-diploma, la scuola superiore post-diploma importantissima per il futuro dei giovani che possono conseguire una laurea rapida, anche qui ci saranno novità fra poco, e più anche un momento per stare assieme per i ragazzi, per trovarsi in quei luoghi, in un'ospitalità originale legata ai computer, legata a una biblioteca, insomma uno spazio aperto ai giovani, quindi qualcosa di molto diverso di quello che potrebbe essere una zona commerciale. È chiaro che l'attuale proprietario, ricordo che la Dormish non è di proprietà del comune, è di proprietà di un privato, il quale in base a quelle che sono le destinazioni urbanistiche può fare anche un supermercato. Però ripeto, adesso con questa tutela della sovrintendenza il supermercato
penso che sarà difficile realizzarlo. Insomma, qualcosa di aggregativo a favore degli studenti, lo possiamo dire, insomma, anche perché ci stanno ascoltando magari gli stessi studenti che la scorsa settimana sono intervenuti, avevano tanto bisogno di socializzazione in questo momento. Lei soprattutto che è insegnante, sa quanto questi ragazzi abbiano bisogno, no? Anche avete il progetto poi di portare qualche scuola anche alla Fiera di Udine, quindi lì c'è la volontà, ecco, di accontentarli. Sì, accontentarli e soprattutto rendere quell'area lì a servizio in pratica degli studenti. Siamo in pieno, ripeto, centro studi e quindi è importante mantenere quella destinazione che è legata a una porzione molto vasta della città che, ricordo, ospita tantissimi ragazzi che vengono non solo dalla città di Udine ma da tutto il Friuli. Certo. Perché ogni giorno arrivano più di 12.000 ragazzi a studiare nelle scuole superiori della città e trovano soprattutto in quell'area lì il luogo dove fanno formazione e c'è necessità anche di creare altri luoghi di formazione, come dicevo la sede dell'ITS che è un'altra struttura importante. È il tema a lei tanto caro poi di questa convergenza su Udine, Udine capitale del Friuli, insomma si sta dimostrando anche con i numeri. Senta Sindaco, le volevo passare anche ad altri argomenti ovviamente perché il tempo è tiranno ma ne abbiamo ancora per 20 minuti. Prima di tutto un tema che lei sta a cuore, è sempre stato a cuore anche nel suo programma, la questione della sicurezza. Sicurezza anche riguardo agli stranieri ci fa pensare a Cavarzerani, migranti, sappiamo insomma un report della regione ci dice che la guardia è sempre alta perché gli arrivi continuano. Non siamo come magari la Lampedusa, però poco ci manca. Sì, la rotta balcanica è una realtà, arrivano persone dal Bangladesh, dal Pakistan, dall'Afghanistan, addirittura dall'Etiopia, non so che giro fanno, passano via terra attraverso proprio la rotta balcanica, che significa entrare dalla Croazia, dalla Slovenia e poi entrare in Italia attraverso il Carso Triestino, attraverso anche le zone del Cividalese, quindi delle valli della Cisone, e entrare in maniera clandestina sul territorio italiano. Purtroppo, è tornato un po' adesso con la questione estiva, lei ha la sensazione che possa trovare di nuovo e anche con l'apertura dei confini possano tornare di nuovo questo aumento, l'innalzamento della crescita? I numeri purtroppo dicono che è ripresa questa rotta balcanica perché vengono individuati gruppi di 30, 40, 90 l'altro giorno anche in città di persone che si dichiarano richiedenti asilo, poi bisogna verificare se effettivamente scappano da guerre, perché in Bangladesh non mi risulta che ci sia nessuna guerra, così neanche in Pakistan che non ci sia nessuna guerra, però la loro dichiarazione immediata è questa e quindi bisogna partire con tutta la procedura, intanto devono fare il triage, devono dare la Cavarzerani, verificare che non siano portatori del coronavirus, fare la quarantena e poi da lì ci sarà tutto l'esame che le commissioni prefettizie fanno per verificare se effettivamente queste persone scappano da guerre e quindi hanno diritto ad avere lo status di rifugiato politico, cosa che in pochissimi casi avviene. So che il prefetto è molto impegnato perché la Cavarzerani, ripeto, è in mano alla prefettura e la gestione è della prefettura a gestire questa emergenza. Molti di questi giovani vengono poi spostati in altre regioni italiane per continuare questo iter di verifica se hanno i requisiti per avere lo status di rifugiato politico. Però il problema esiste ed è presente, io spero di non arrivare ai numeri che abbiamo avuto qualche anno fa. Anche l'anno scorso abbiamo avuto, soprattutto d'estate, momenti infatti abbastanza... il tema è caldo per quello, no? Poi ci sono le immagini anche che ce le sta facendo trasmettere il nostro Fabio Di Bernardo, di immagini di migranti che arrivano 20-30 alla volta, insomma è un dato di fatto. Ecco. È un dato di fatto, qualche volta per fortuna vengono pizzicati i passer, cioè coloro che li trasportano con dei camper, con dei furgoni, con dei camion e queste persone vengono arrestate. Però gli altri, ripeto, l'iter burocratico è molto lungo. Senta, Sindaco, quando parlo di sicurezza parlo anche di due temi importanti. Uno è il posto di polizia locale in Via Leopardi, l'altra questione è la dotazione anche dei taser proprio per le forze dell'ordine, proprio la polizia locale. Ieri appunto questo
nuovo strumento che è entrato in dotazione. Possono bastare? Basteranno? Eccole qua, abbiamo anche le immagini oltretutto. Ma le cose da sole non bastano, ci vuole un insieme di misure, ci sono questi taser che sapete sono le pistole elettriche, adesso banalizzando, che noi abbiamo deciso di acquistare e dotare la nostra polizia locale di queste misure. Abbiamo poi altre misure prese, tra l'altro la realizzazione di questa succursale della sede della nostra polizia locale in Via Leopardi, anche per dimostrare la nostra presenza in un'area critica della città di Udine in cui vogliamo modificare un po' questo status di una zona della città che sembra più una periferia, non so, di un paese medio orientale che non una zona centrale della città di Udine. Però questo lo sta dicendo da 3 anni il sindaco. Lo sto dicendo, ma io ho ereditato una situazione molto, molto gravosa perché i miei predecessori avevano aperto la città a qualsiasi profugo, a qualsiasi persona che arrivasse qui e non è facile riconvertire in tempi rapidi una situazione che è degenerata perché lì ci sono persone che non rispettano le regole, hanno fatto decadere il valore degli immobili, c'è tutta una conseguenza di situazioni che dobbiamo recuperare. Quindi tutti questi accorgimenti sono per frenare questa invasione e tenerla sotto controllo e gestirla. Tra le altre cose entreranno tra l'altro in servizio tra poco anche i 2 cani antidroga, perché ecco un'altra misura che abbiamo deciso di adottare, abbiamo acquistato questi 2 cani che sono importanti perché purtroppo in quell'area lì c'è spaccio di droga e quindi dobbiamo bloccare anche questo fenomeno che è molto pericoloso soprattutto per le nuove generazioni e fermare questo commercio che dà fonti di reddito a coloro che sono venuti qua, non trovano un lavoro, sono in difficoltà e magari con la droga cercano di fare dei guadagni che non sono certamente legittimi. Peraltro i complimenti vanno anche alle forze dell'ordine, abbiamo visto ieri e l'altro ieri la scoperta anche di un nascondiglio addirittura 100 kg ad Aiello, insomma in un posto insospettabile. Questo ci fa capire che le diramazioni sono ben più larghe di quello che noi possiamo pensare. Sindaco, si fermi qua, pubblicità e poi torniamo in studio. Bentornati con Screenshot, continuate a mandarci anche messaggi 345 99 56 897 e siamo sempre in filo diretto con voi anche dopo le nostre puntate, insomma, per poter cercare di ascoltarvi e magari rivolgere anche al sindaco qualche domanda anche nelle prossime puntate, non si sa mai se qualche domanda insomma rimane inevasa. Allora, sindaco, parliamo di eventi che ricominciano. Lei aveva detto anche prima, insomma, col conferimento dei cavallierati, anche l'area aperta, la possibilità di poter festeggiare, pensiamo anche a Udine sotto le stelle, che sta avendo un successo, pensiamo al Friuli Doc che ci sarà, le mostre che ci saranno, insomma, con, a partire dall'autunno, però mi viene in mente anche altri esercenti che alla fine non sono rimasti soddisfatti, tipo questo comitato di ignorati e danneggiati, faccio un esempio, non so se vuole parlare con loro, perché qualcuno dice ci sono categorie di Serie A e di Serie B degli esercenti. Ho parlato con questi esercenti, ho spiegato loro che c'è il libero mercato e quindi noi diamo una mano a tutti coloro che ce la chiedono. Abbiamo messo a disposizione questi spazi all'aperto per poter, soprattutto a chi ha patito per le misure che c'erano prima, no, di poter avere attività solo all'aperto, di dare degli spazi a queste persone, a queste attività. E abbiamo detto anche a loro, trovate degli spazi. La disponibilità c'è sempre. C'è sempre la disponibilità. Poi è chiaro, dicono, noi siamo danneggiati perché la gente va più in centro e non sta vicino al nostro. Ma questo fa parte della regola del mercato, no? E come dicessi, ci sono i supermercati fuori dalla città di Udine, dobbiamo chiudere i supermercati perché danneggiano il centro. Sì, è una politica questa che non trova soluzione se non quella di inventarsi qualcosa e di essere più, tra virgolette, aggressivi sotto l'aspetto commerciale. Quindi inventare qualcosa, chi ha questa attività dovrebbe inventare qualche market che possa invogliare il consumo presso i propri locali. Insomma, porta aperta.
Ecco, non ci sono porte certo, chiuse in questo certo. caso. Senta, altro argomento invece che volevo affrontare è la questione dei consigli di quartiere. Leggo anche sui giornali che c'è qualcuno che si è dimesso o si è già dimesso dai consigli di quartiere, qualche presidente, eccetera. Ma alla fine, se dobbiamo fare un bilancio di questi 3 anni, funzionano o non funzionano questi consigli di quartiere? Lei si ritiene soddisfatto? Hanno dato voce ai cittadini? Oppure non sono arrivate proposte e gran parte ha dovuto arrangiarsi, tra virgolette, lei e la Giunta e il Consiglio Comunale? No, arrivano proposte, arrivano suggerimenti perché sono molto attivi, si riuniscono molto spesso, anche in questo periodo di difficoltà hanno fatto le riunioni a distanza utilizzando i sistemi informatici, però è importante che ci siano sul territorio queste figure, queste persone di buona volontà che ci segnalano delle esigenze, che vogliono sapere, poi confrontarsi con noi quando abbiamo intenzione di realizzare alcune cose, non so, il BC Plan, dico una delle cose che stiamo portando avanti, quindi fare una verifica con loro per capire se stiamo interpretando bene quelle che sono le necessità dei territori, soprattutto della periferia della città. Quindi è una collaborazione buona, molte volte vanno un po' in difficoltà perché non c'è partecipazione sufficiente da parte di coloro che hanno aderito a far parte di questi comitati di quartiere, non frequentano troppo spesso le riunioni, quindi c'è magari qualche volta ci sono delle difficoltà, ma tutto sommato io sono soddisfatto, ricordando che queste persone sono dei volontari, non sono stati eletti, anche perché la legge regionale ci proibisce si mettono a disposizione di istituire i comitati di quartiere. Noi li chiamiamo comitati di quartiere, ma non sono ufficialmente comitati di quartiere, sono delle persone che, secondo un regolamento che ci siamo dati, volontariamente si mettono a disposizione e cercano di interpretare e di segnalare quelle che sono le esigenze dei quartieri della città di Udine. E lei è soddisfatta invece dell'operato della Giunta del Consiglio Comunale, dopo 3 anni? Allora, della Giunta sono molto soddisfatto, anche perché sono i miei più vicini collaboratori, con loro ci Non ha mai avuto ripensamenti, magari cambiamenti che avrebbe voluto operare ma non è riuscito a fare, oppure dei rimorsi su scelte che magari potrebbe aver fatto sbagliate? Sul Consiglio Comunale, al di là della maggioranza che chiaramente supporta le nostre decisioni, su cui c'è la massima condivisione e anche la massima fiducia, e per quanto riguarda l'opposizione veramente è un atteggiamento molto disfattista, no? Non approvano una cosa che vada bene, cioè tutto va male, continuano a dire che noi facciamo marcia indietro, anche su via Mercato Vecchio dicono che io ho fatto marcia indietro, io non ho fatto nessuna marcia indietro, ho promesso in campagna elettorale che avrei fatto una sperimentazione, aprendo la via prima di fare i lavori al traffico, l'abbiamo aperta, per verificare con i commercianti se questo avrebbe portato maggiore impulso economico alle attività commerciali su via Mercato Vecchio. Abbiamo fatto una sperimentazione che è durata 3-4 mesi, abbiamo visto che purtroppo questo non è avvenuto, siamo partiti con i lavori che erano fermi da tanto tempo, perché su via Mercato Vecchio si è tanto parlato per tanti anni, sono arrivato io, ho deciso, andiamo avanti, abbiamo modificato il progetto, abbiamo previsto all'interno della via l'acciottolato in porfido e lateralmente le piastre in pietra piesentina, abbiamo deciso poi di renderla pedonale, tutta pedonale, nemmeno l'autobus, non passa per via Mercato Vecchio, e questo ha permesso a tanti ristoratori di poter occupare parte del sedime stradale e far diventare in pratica un salotto. Certo, e questo momento è stato veramente mi prendo questa responsabilità di essere stato io, insieme alla mia giunta, l'artefice di questo risultato, e non capisco dove sono passi indietro o sono stato condizionato dai cittadini. Nessun condizionamento, è stata una posizione lineare, ripeto, una sperimentazione che non è andata a buon fine per quanto riguarda il traffico, abbiamo deciso di chiudere e sono contento che questa chiusura, che tra l'altro anche con soddisfazione dei commercianti che operano in via Mercato Vecchio, ha dato risultati ottimi, e penso che nei prossimi mesi, nei prossimi anni,
la cosa darà ancora più soddisfazione perché arriveranno Certo. i turisti che potranno ammirare le bellezze della città di Udine. Ma lei si sente responsabile di qualcosa che invece non è riuscito a fare, qualcosa che non è ancora riuscito a realizzare, che è più difficile magari in questo momento, qualche scelta che magari avrebbe voluto non fare magari? O... No, vorrei fare di più, far diventare Udine sempre più la capitale del Friuli. Voi sapete che siamo una regione duale, c'è Trieste, c'è il Friuli. Io vorrei che Udine interpretasse bene la capitale di un territorio che non è solo la città, ma un territorio molto più vasto e diventasse in pratica il fiore all'occhiello di quella che è la friulanità dei nostri prodotti, dei nostri valori, della nostra cultura. E su questo, insomma, mi sto impegnando perché l'altra sera è partita la prima commedia fatta in lingua friulana dal Teatro Stabil in lingue furlane. Anche questa è una realtà che il Comune ha fortemente voluto. Stiamo andando avanti con tante cose che segnalano in pratica questa nostra volontà di essere protagonisti anche per quanto riguarda il recovery plan, cioè questi fondi, Sì. questi miliardi che dovranno arrivare dall'Europa attraverso il governo italiano, attraverso la regione. Noi abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo presentato un progetto molto ambizioso che è stato portato a Roma dalla nostra regione e quindi speriamo di avere una ricaduta economica positiva per fare questo grande investimento che significa interrare gran parte della linea ferroviaria che attraversa la città, in particolare quella che va su in via Cividale, via del Bon, in pratica, che crea tanti problemi e anche all'interno della città davanti ma alla quanto bisogna aspettare per togliere le barriere, per esempio? Bisogna aspettare che Trenitalia, che la gente FS attende, ci dia la possibilità di fare queste opere. Perché non sono opere spero che non debbano aspettare il 2050. No, abbiamo chiamato 2050 perché il nostro progetto è di ampio raggio, perché prevede tante cose, però le prime cose da fare sono quelle dell'interramento della linea ferroviaria, per rendere anche più fluido il traffico ferroviario che arriva da Trieste, da Cervignano e che arriva dall'ovest della città, quindi da Mestre, per permettere in pratica di andare a nord, che è lo sbocco dei commerci di tanti prodotti che vanno nell'Europa centrale attraverso la città di Udine. Senta, io le chiedo due cose di politica. Quando sente parlare di liste bloccate in regione, a parte il fatto che dopo Federica e Roberti hanno detto che non esiste, nel senso che non è un tema di questa giunta regionale, ma quando sente parlare in generale di liste bloccate, cioè di eletti che sono in verità già eletti in base alle preferenze che ci sono, invece bisognerebbe... La cosa non mi entusiasma perché io penso che il cittadino abbia sempre il diritto di scegliere i propri amministratori. Lo fa con il sindaco, lo fa con il presidente della regione, finora l'ha fatto. Purtroppo con i parlamentari un po' meno perché lì ci sono le liste bloccate, quindi è bene dare al cittadino la possibilità di scegliere coloro che li rappresenta e coloro anche che li amministra. Ma se le offrissero un posto da parlamentare o da presidente della regione lo farebbe? Già fatto, no, le chiedo. Già fatto. Io ho già fatto parlamentare per 15 anni. È più che sufficiente con la mia esperienza fatta a Roma. Compresa in regione? Anche in regione? In regione sono stato tanto tempo, ma insomma... Ma lei rifiuterebbe un posto in regione, se dovessero offrirglielo? Ma questo adesso rifiutare un posto non vedo che ci sia la possibilità. Io amministro una città molto importante, voglio dare spessore a questa città, farla protagonista anche all'interno della nostra regione, quindi il mio impegno è soprattutto per la città di Udine. Senta, l'ultima cosa che le chiedo, Fratelli d'Italia in recupero sulla Lega. La Lega rischia magari ammorbidendosi sulle posizioni di Draghi? Ma non lo so. E condividendo alcune cose, alcune idee magari di speranza, trovandosi vicino al PD, e invece Fratelli d'Italia è battitore libero? Beh, chi è all'opposizione forse in alcuni momenti ha facilità di fare l'oppositore, però penso che il governo Draghi stia dando già dei segnali molto importanti, perché l'altro giorno il governatore della Banca d'Italia ha detto che la crescita di quest'anno sarà del 4%, il PIL crescerà più del 4%, quindi questi sono segnali importanti. Significa lavoro, significa ricchezza, significa occupazione, queste penso che siano le cose che la gente chiede e quindi coloro che riescono a raggiungere questi obiettivi saranno poi anche premiati nelle elezioni da parte degli elettori. Perfetto, grazie allora Sindaco, buon 2 giugno anche a lei. Grazie a voi.
ci vediamo alla prossima. Noi ci vediamo invece domani sempre con Screenshot. Grazie, arrivederci.